Gentile pubblico, amici del Festival Organistico, oggi 22 settembre 2024 diamo il via al secondo concerto della 20ª edizione del Festival Organistico San Michele, con un sentimento di tristezza per la scomparsa appena un mese fa di Maria Fontebasso, la nostra straordinaria fondatrice, ma nello stesso tempo con gioia per aver avuto la possibilità di continuare il suo operato con tenacia e consapevolezza di ciò che ci ha affidato. In suo onore, il 20° anno del Festival ha consegnato una borsa di studio alla giovane promessa slovena Eva Grebenc-Slanic. Oggi, invece, accogliamo una talentuosa e affermata artista di origine veneta, Alice Nardo, di cui poi daremo lettura del suo curriculum. Ho notato oggi che il pubblico del festival si allarga sempre di più i propri confini. Anche oggi abbiamo ospiti da Padova, da Trieste, a cui do il benvenuto, e anche da Los Angeles. E vedo anche il fratello della professoressa Maria Fontebasso e l'assessore Padoan, Enrico, che saluto cordialmente. Il concerto di oggi ha la particolarità di essere dedicato ad un grande musicista vittoriese, Efrem Casagrande. La particolarità consiste non solo per il fatto che quest'anno ricorre il centenario della nascita, ma la singolarità consiste nell'esecuzione di alcune sue composizioni, di cui una in particolare, cioè la pastorale, è stata composta e dedicata proprio a Maria Fontebasso da Efrem Casagrande stesso. I brani sono stati studiati appositamente da Alice Nardo per l'occasione. Quindi, come potrete notare, questo 2024 è foriero di anniversari che si sovrappongono in un unico filo conduttore. Il centenario del compositore, il 50° di matrimonio della professoressa Maria Fontebasso con l'avvocato Sergio Santorio, benefattori e donatori dell'organo, e per ultimo il recente 30° di Maria. Vorrei però che ci dicesse qualcosa di più su questo personaggio illustre, Efrem Casagrande, il suo ultimo allievo, il professor Stefano Daros, qui presente, stimato musicista, già preside del Liceo Marconi di Conegliano. Invito quindi con un applauso al microfono il maestro Stefano Daros. Buonasera a tutti. È un privilegio per me dire due parole, cercherò di essere sintetico sul maestro Casagrande, ma inevitabilmente su tutti e due i maestri evocati qui stasera, perché io ho iniziato i miei studi di pianoforte proprio con Maria Fontebasso Santorio. E prima di passare ad Efrem Casagrande ricordo della professoressa Santorio la sua modernità, la sua lungimiranza. Lei negli anni 70 si era già accorta che i programmi di conservatorio, sanciti con regi decreti degli anni 20, i programmi erano ormai superati, e proponeva lo studio di un repertorio al di fuori dei programmi ministeriali. Ricordo fra l'altro che ci faceva ascoltare a noi allievi arrangiamenti vocali di musiche di Bach in versione jazzistica dal famoso, già allora complesso Swingers Singers. Quindi una professoressa avanti, giovane, anche a 90 anni era giovane di testa. Di Efrem Casagrande ci sarebbe molto da dire. Io dirò 2 o 3 cose perché è stato un musicista completo, poliedrico. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo nei suoi ultimi 5 anni di vita. Sono stato suo allievo in conservatorio a Castelfranco di lettura della partitura quando stavo completando gli studi di composizione. Lui in precedenza aveva insegnato al Conservatorio di Verona. Prima però di essere docente di conservatorio è stato per circa 20 anni
consulente RAI a Milano tra fine anni 50 e fine anni 70. Consulente all'epoca voleva dire tutto, principalmente pianista, e è entrato, mi raccontava, e da lì è nata un'amicizia fraterna, è entrato sul concorso insieme a Luciano Sciai, noto compositore e direttore d'orchestra, padre di Riccardo Sciai, attuale direttore del teatro alla Scala. All'epoca, quindi dobbiamo tornare agli anni 50, quando c'era il nastro per la registrazione, non tanto di più, e la radio trasmetteva concerti dal vivo. Quindi Efrem Casagrande era uno dei pianisti RAI che dal vivo accompagnava i cantanti che negli anni 60 e 70 erano al culmine, quindi Pavarotti, Mirella Freni, occasionalmente anche Callas, e questa sua esperienza pianistica, perché era un accompagnatore pianistico straordinario, l'ha portato insieme alla moglie Rina, cantante, soprano, ad avere anche tra i suoi allievi, che poi con lui sono stati lanciati, due nomi illustri, Maria Chiara o Pitergina, che poi ha cantato in tutto il mondo, e ancora di più famoso perché è diventato poi un pupillo di Karajan, ha inciso con lui tantissime opere mozartiane, non, il bass bariton Ferruccio Furlanetto, che lui ha avuto tra gli allievi su indicazione del compianto professor Aldo Toffoli. Lo aveva tra gli allievi al liceo e ha detto ad Efrem: ascolta, mi pare che sto ragazzo, che all'epoca faceva canzonette, musica leggera, abbia un timbro particolare. E quindi nel giro di pochi anni è passato dal sedicenne, giustamente canzonettaro, musica leggera, a uno dei più acclamati bassi baritoni del mondo. Ecco, Efrem ha fatto tantissime cose, ha tantissimi pregi, e a lui dobbiamo tante realtà. Ricordo l'associazione regionale per lo sviluppo dell'attività corale, che lui insieme ad amici fondò negli anni 70, che è stata un po' il faro per tutto l'associazionismo corale italiano. Ha fondato il concorso nazionale corale, che è il più longevo tra i concorsi nazionali, è molto prestigioso perché chi consegue il premio a Vittorio Veneto ha un riconoscimento molto importante e poi primeggia anche nei concorsi internazionali. Adesso non voglio dilungarmi ulteriormente, vi ho detto alcune cose per sottolineare lo spessore del musicista, la poliedricità. Era anche un abile conferenziere, aveva una penna molto nobile, fluente, sagace, e una lingua tagliente anche. Ricordo che al rientro insieme dal concorso di Arezzo, lui era ormai ammalato, quindi sarà stato l'89-90, mi dice: ma tieni tu la cartellina dei giudizi, lui aveva una copia dei giudizi perché era in giuria. E scorrendo, insomma, ho visto anche il modo in cui sintetizzava i giudizi dei cori che erano esaminati. Ricordo una su tutte, una frase lapidaria, tagliente, scritta in diagonale con 3 punti esclamativi: cantano come cani. E quindi lui era così, molto verace, molto forte, molto schietto, ma aveva un'intelligenza non indifferente, come ripeto, una poliedricità e soprattutto una forza propositiva non comune. Ultimissima, perché ho condiviso questa cosa con l'amico Carlo Berlese, al quale ho ceduto il testimone del concorso corale. Il maestro Casagrande, insieme all'allora bibliotecario, responsabile della biblioteca Vittorino Pianca, curò nell'85 un volume Musiche per la libertà.
ha fatto arrivare da tutta Europa musiche, composizioni strumentali, vocali, che rievocavano la pace, ma soprattutto musiche scritte nel periodo della guerra, della seconda guerra, e fra l'altro anche da compositori internati. Ecco, oggi con internet e la posta elettronica è facile e immediato comunicare. Pensiamo agli anni '80, quando il mezzo più celere era il fax, ma poi tutto il materiale doveva arrivare necessariamente per posta ordinaria. Ecco, lui ebbe la forza, insieme al dottor Vittorino Pianca, di allestire una mostra che è stata un unicum e ha prodotto anche una pubblicazione a cura del comune di Vittorio Veneto. Quindi lui ha avuto una vita non lunghissima, ma molto piena, molto fitta, ad alti livelli, conosciuto in patria, sì, a Vittorio Veneto è conosciuto, ma conosciuto in tutto il mondo perché è andato a suonare nei maggiori teatri. Ricordo fra l'altro che era il pianista degli esordi di Uto Hugi, ha fatto diverse tournée in Australia e in Sudafrica col giovanissimo Uto Hugi. Mi fermo qua perché non voglio tediare il pubblico, siamo venuti anche per ascoltare soprattutto questa giovane talentuosa, quindi buon ascolto. Ringrazio Stefano Daros, il maestro Stefano Daros, e a tal proposito esiste anche una pubblicazione di Maria Fontebasso e di Efrem Casagrande sulla musica del cenedese, che è quasi introvabile probabilmente. Bene, adesso io chiamo la presentatrice Alessandra Verna, che ci introdurrà l'eccellente Alice Nardo. Grazie. Vi porgo un buonasera caloroso e mi fa molto piacere di vedervi così numerosi, quindi un benvenuto a questo secondo appuntamento nel nostro 20° Festival Organistico di San Michele Arcangelo, edizione 2024. E questa sera ospitiamo con enorme piacere una giovane organista padovana, Alice Nardo, il cui percorso musicale rappresenta un esempio di passione e dedizione. Alice nasce a Padova nel 1993, ha iniziato la sua avventura musicale a un'età molto precoce, sviluppando una grande passione per la musica classica, che la sta indirizzando verso un'importante carriera in ambito organistico. Dopo aver conseguito il diploma in organo e composizione organistica nel 2016 presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, sotto la direzione del maestro Pierpaolo Turretta, la sua carriera ha preso il volo. Già nel 2015 ha vinto un'audizione prestigiosa che gli ha permesso di esibirsi con un'orchestra d'archi e percussioni di Francis Poulenc del Conservatorio, eseguendo il concerto d'organo. Questo evento rappresenta il primo di una lunga serie di successi che l'hanno vista protagonista sulla scena musicale europea. Il suo particolare interesse per il repertorio organistico sinfonico francese l'ha spinta a proseguire poi la sua formazione a Parigi, dove ha avuto l'onore di studiare con il maestro Jean-Paul Humbert della Schola Cantorum. Qui ha conseguito il prestigioso Diplôme de Virtuosité e il Diplôme de Concert, entrambi con la menzione «Très bien avec les félicitations du jury à l'unanimité». Una rarità che sottolinea veramente il suo talento eccezionale. Nel 2019 la giovane artista ha conquistato il secondo premio al concorso d'organo Timurger Fest di Timișoara, distinguendosi tra numerosi concorrenti internazionali. La sua passione per l'organo è stata affinata attraverso la partecipazione anche a vari stage con grandi nomi della musica organistica, tra cui Jean Guillon, Jean-Baptiste Monod, Bernard Haas, Lungder Lockman, Guy Beauvais, che le hanno fornito strumenti preziosi per la sua crescita artistica. Nel 2021 poi è stata invitata a registrare la Méditation cinquième dal Mystère de la Sainte Trinité di Olivier Messier, per celebrare l'800° anniversario della cattedrale di Toul,
un progetto anche questo molto ambizioso che ha visto coinvolti alcuni dei migliori organisti del mondo. Questo lavoro ha messo in luce non solo la sua abilità artistica e tecnica, ma anche la sua sensibilità interpretativa. Dal 2023 si esibisce regolarmente al Festival Bac de Tulle e partecipa a vari festival in Francia con l'organista e direttrice d'orchestra francese Marion André, eseguendo pezzi di grande rilevanza come il concerto per organo e orchestra di Salieri e il concerto in re minore di Handel. Queste performance hanno arricchito la sua esperienza e l'hanno posta al centro della scena musicale europea. Oltre alla carriera di organista, la giovane padovana ha un forte impegno come pianista accompagnatrice della corale Accroche Chœur, diretta da Stefano Bernabovi, dove esplora un repertorio variegato che spazia dalla musica classica al jazz, collaborando persino con il compositore britannico Bob Kilon. Attualmente non si limita a esibirsi, ma contribuisce all'educazione dei giovani studenti come professoressa a contratto nel Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana presso l'Università Paul Valéry a Montpellier. La sua passione per la musica e per l'insegnamento continuano ad ispirare e guidare i futuri talenti in questo campo. Perciò siamo veramente onorati di avere Alice Nardo qui con noi e quindi la invitiamo, la accogliamo con un caloroso applauso, la invitiamo a raggiungerci qui per esporci il suo programma. Buonasera, dunque il presente programma apre un ventaglio di opere che affrontano un repertorio dell'Ottocento e del Novecento, sorvolando 3 paesi, quindi Italia, Francia e Germania. Il primo brano che presenterò è una trascrizione di Franz Liszt dell'ouverture di Otto Nicolai, il cui titolo è Una fortezza solida è il nostro Dio, dal testo di Lutero. Quindi dopo una larga esposizione del corale, la scrittura si fa via via più densa, con passaggi fugati fino ad una grandiosa perorazione. Il secondo autore che presenterò è Efrem Casagrande, quindi autore di Vittorio Veneto del Novecento, a cui il concerto è dedicato, di cui presenterò 2 brani, una pastorale e un trittico per organo elettronico, suddiviso in 3 parti. Triste, danza e inno. Il terzo brano che propongo è la sonata quarta di Mendelssohn, autore tedesco dell'Ottocento, che si compone di 4 movimenti, quindi un allegro in forma sonata, un andante religioso, un allegretto e un allegro maestoso e vivace. Il quarto autore che presenterò è un autore francese del Novecento, Jean-Jacques Grunewald, di cui suonerò 2 brani tratti dalla prima suite intitolati Il giardino degli ulivi e Grave, quest'ultimo dedicato al compositore francese Olivier Messiaen, dove il linguaggio si presenta armonico e politonale. E l'ultimo brano che suonerò sarà il preludio e fuga sul nome di Bach, di Liszt, ossia sulle 4 note che costituiscono il nome di Bach, quindi B che corrisponde a Si bemolle, A che corrisponde a La, C al Do e H al Si bequadro. Quindi vi auguro un buon ascolto. E prima di addentrarci nel vivo del concerto, approfittiamo di questo momento mentre Alice Nardo si dirige in sala in cartoria per esprimere i nostri sinceri ringraziamenti a tutte le persone e le istituzioni che ci hanno supportato nella realizzazione di questo importante evento. In particolare la parrocchia di Salsa che ci ospita, a Don Graziano De Nardo, all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, all'assessore alla cultura Enrico Padoan, la direttrice artistica Milly Fullin, la prestigiosa associazione Giuseppe Serassi, il Lions Club di Vittorio Veneto e la sua presidente,
la dottoressa Rossella Pagotto, che abbiamo il piacere di avere qui, la ditta Magia Fiorita di Anzano, le famiglie Carla Daros, Giovanni Barbantini, Federica Pase e l'Alpino Piccin Fioravante, tutti gli esercenti e gli sponsors nuovi e tradizionali che troverete citati nel libretto di sala e tutti i preziosi collaboratori. E prima di proseguire vi chiediamo gentilmente di silenziare i vostri cellulari per evitare interferenze con le registrazioni della Tenda TV, che ringraziamo ancora una volta per la puntuale presenza. Vi ricordiamo che sarà possibile rivedere ogni volta che vorrete le registrazioni dei concerti sulla loro pagina dedicata e con questo vi auguro un buon ascolto e vi ringrazio.
Siamo giunti alla conclusione di questo bellissimo evento che ci ha veramente avvolti in un'atmosfera bravissimo. Adesso spendo due parole, poi... Come dicevo, un'armonia veramente di bellezza e veramente indescrivibile, un'emozione penso per tutti e penso condividiamo questo. E adesso abbiamo qui Alice e gradirei invitare anche qui con noi l'assessore che conferirà proprio ad Alice un presente. Contestualmente chiediamo ad Alice, presumo desideriate un bis, se ha se mi confermate il desiderio, vorrei chiedere ad Alice che cosa ha scelto per noi. Come bis vorrei suonare il corale di Bach 645, tratto dalla raccolta Schubler di Bach. Grazie. Lenta. Bene, io vi ringrazio ancora tutti per la presenza numerosa, vi rinnovo un arrivederci al prossimo appuntamento e ora lascio spazio proprio ad Alice e a voi. Buona serata a tutti.